Abbiamo qui il mister Franco Polverini, mister del Follonica Iren, partita tirata, secondo tempo combattuto, non c'è stato verso di metterla in porta. Bravo, disanima perfetta, abbiamo perso un tempo a capire dove eravamo, il primo tempo un ritmo da veterani, ho detto ai ragazzi tra il primo e il secondo tempo che potevo benissimo giocare io perché squadra moscia, squadra in campo veramente lenta, non so se siamo entrati un po' deconcentrati oppure un po' di stanchezza di ieri sera. Però abbiamo fatto un grande secondo tempo e non meritavamo secondo me il punteggio un po' troppo largo, ma di là c'è un signor portiere, quindi ancora non abbiamo l'astuzia, la forza, il peso in attacco per superare questi tipi di portiere, però hanno reagito bene, abbiamo fatto alcuni errori ancora da bimbi, ci può servire per crescere più in là. Ricordiamo, non è solamente una scusa, ma ricordiamo che questi ragazzi hanno giocato anche ieri sera perché, come dicevamo col presidente Franco Ciulini in telecronaca, sono tutti ragazzi che vengono dalle giovanili dell'Under 19. Diciamo che si sono comportati bene i portieri in special modo, sia Marco che Alessandro hanno fatto veramente delle gran parate. Sì, sì, no, innanzitutto non è assolutamente una scusa, sono bimbi di 16 anni, 17 anni, quindi fisicamente non dovrebbero risentirle. Diciamo che è un pochino la concentrazione che si perde dopo aver giocato ieri sera, rientrare subito concentrati in un'altra partita è un po' difficile, però si sono ripresi con un ottimo secondo tempo. Portieri, credo che abbiamo 4 ottimi portieri, 2 si sono messi in mostra oggi, Marco e Alessandro. Abbiamo Ernesto che a girare fa parte del gruppo, che anche lui è nel giro del nazionale, quindi Federico Bussotti che quando entra è messo a disposizione, fa il suo, quindi credo che a livello di portieri siamo ben messi. Complimenti ancora per la partita, alla prossima. Prossima e speriamo che ci serva un po' di lezione quella di oggi per migliorare in futuro.